L'Apocalisse è iniziata. Rivelazioni di Gesù e Maria sull'avvertimento a una mistica sudamericana. Salve a tutti carissimi, oggi voglio continuare a parlarvi circa quanto rivelato ad una mistica sudamericana riguardo all'avvertimento che sembrerebbe essere prossimo. Dice questa mistica sudamericana: ho vissuto l'esperienza dell'avvertimento sulla mia pelle nel corso di un mercoledì santo del 2008. Non potrò mai dimenticare quella sensazione spaventosa di vuoto, di assenza di Dio, di terrore, di abbandono che ho provato in quegli interminabili istanti, e ho vissuto una nuova esperienza molto simile da parte della nostra Madre Santissima, la quale mi ha annunciato che l'avvertimento è prossimo. È molto simile quello che mi ha fatto vivere la Vergine Santa con il suo messaggio sull'avvertimento rispetto all'esperienza precedente, solo che la precedente esperienza è stata più forte, perché ho sentito il grave peso di ogni peccato verso Dio, il dolore che provoca in Lui, accentuato dalle conseguenze che ricadono sull'umanità. Ho sperimentato la tremenda sensazione del totale abbandono da parte di Dio. Non ho sentito soltanto il dolore a livello personale, ma il dolore del cosmo intero, vedendo Dio lontano dalla sua creazione per volontà umana. In quel momento Gesù mi ha fatto sentire quello che la gente proverà durante l'avvertimento, l'abbandono di Dio, non per sua volontà, ma perché in quel momento sarà Dio stesso che si allontanerà per rispettare il libero arbitrio dell'uomo e compiacerlo ancora una volta. Le tue esperienze sono molto simili, solo che quella della Quaresima so che proveniva dalla Santissima Trinità e l'intensità è stata molto più forte, anche se l'essenza rimane la stessa. La seconda veniva dal dolore di nostra madre, anche se comprendo che sono una cosa sola, perché la Madre Santissima fa parte della Santissima Trinità. Per questo motivo allontanarsi da Dio significa allontanarsi dalla Madre. Entrambe le esperienze sono state molto forti, ma appunto per questo cerco di preservarmi dal cadere nel peccato. Mi confesso quando posso e mi fa male offendere nostro Signore Gesù Cristo. Non vorrei offenderlo mai. Secondo quello che mi ha detto Gesù, l'avvertimento sarà percepito appieno interiormente, ma anche a livello cosmico. Tutto il cosmo vuole purificarsi perché è stato contaminato dal peccato dell'uomo. La creazione è in completa armonia con la Santissima Trinità. Vuole liberarsi dall'inquinamento che l'uomo le ha provocato. Prego Dio
di essere preparata per la grazia dell'avvertimento. Ogni volta che vedo Gesù e Lui mi parla, per me è come se fosse la prima volta e la vivo con la stessa intensità di quando vedo la Mamma Maria. Ogni rivelazione è come se fosse la prima, un totale, infinito innamoramento divino. Una persona non può abituarsi mai, almeno io, ad ammirare, a gioire dell'amore della Trinità e dell'amore materno. Gesù mi ha permesso di vivere questa grazia dell'avvertimento che darà all'umanità. Sarà visibile a tutti, prima il segno in cielo, poi la luce santissima sull'umanità, che verrà a dissipare le tenebre che coprono con tanti peccati la terra e il cosmo. Toccherà la coscienza dell'uomo e Dio si ritirerà per qualche momento. Questa forza divina si scontrerà visibilmente con la terra e sarà visibile in cielo e la terra tremerà. Una grande croce comparirà nel firmamento. Gesù mi ha detto, mia madre ha annunciato in tutto il mondo in ogni tempo quello che adesso sta per arrivare. Non vi chiamo per intimorirvi, ma per amore, così come io mi sono donato per voi, così ritornerò con la mia misericordia dentro ognuno di voi e vedrete le vostre azioni, anche se non vorreste farlo. Sarà un avvertimento dentro l'essere umano. Sarete da soli con me. Questo è l'amore del Re, che non desidera che i suoi si perdano e anticipa i suoi disegni. Vi ho confidato la mia parola. Annunciatela ai vostri fratelli senza timore. Oggi il mio popolo è composto da eroi, da coraggiosi che danno la loro vita per me. Il mio popolo sa che lotta contro il mondano. Il mio popolo è prigioniero e deve alzarsi. Per questo motivo non vi lascerò soli. Per questo verrò e coloro che non hanno creduto si vergogneranno. Quanto è stato creato geme di dolore e di parto nel vedere il destino dell'umanità. E dentro questo lamento e in questo lamento i miei figli soffriranno dentro se stessi i loro peccati, sentiranno lacerarsi l'anima di fronte alle offese rese contro la nostra casa. Ogni creatura umana vivrà il frutto delle proprie azioni come atto della mia grande misericordia, ma anche così molti dei miei continueranno a vivere nel loro peccato. La luce verrà per tutti in quei momenti per liberarvi dal peccato, ma con mio dolore e quello di mia madre, dopo continueranno con maggior forza a vivere nel nero peccato, indotti dal maligno che controllerà le menti deboli e incredule. Si avvicinano celermente quei momenti in cui guarderanno dentro se stessi, guarderanno nel loro interiore e vivranno la stessa durezza con cui hanno disprezzato i miei richiami. Sarà un atto di misericordia dalla mia casa per tutta l'umanità.
Ed ecco quanto mi ha rivelato sull'avvertimento Maria Santissima. La terra gira alla velocità del peccato, l'uomo sta delineando il suo futuro, gli attacchi della natura continueranno a incalzare uno dietro l'altro e non sono altro che il preambolo della prossimità dell'avvertimento che indurrà l'uomo a fare halt nel suo cammino. Figli miei, il male ha preso corpo, mente, il male si muove, il male cammina e ha accelerato il manifestarsi dell'avvertimento che arriverà all'umanità. Io chiamo, ma l'uomo non risponde alla mia chiamata. Dovrà giungere un alto segno che lo induca a guardare interiormente lo stato spirituale in cui vive. Sarà doloroso, estremamente doloroso, ma poi la maggior parte ritornerà a peccare e nuovamente la misericordia divina si vedrà obbligata a posare lo sguardo sull'umanità per salvare più anime. Vi chiedo di non stancarvi di testimoniare l'amore divino che dimora in voi. Abbiate fiducia in Dio, nella sua misericordia e vedrete la sua gloria. Questo è il momento di piegare le ginocchia. Pregate, pregate, pregate senza stancarvi, perché mio figlio vi darà un grande avvertimento. Preparatevi per questo grande giorno di misericordia. Preparatevi, perché il maligno sarà all'agguato contro quei tiepidi che non rimarranno integri. Figli miei, sappiate che avete in mano la chiave che vi porterà a vincere tutta la battaglia. Questa chiave è l'amore. Siate testimoni vivi dell'amore di mio figlio. Pentitevi subito affinché questo evento prossimo non vi trovi nel peccato. Molti dei fratelli si disperderanno quel giorno vedendo lo stato di peccato in cui si troveranno. Ognuno di voi, miei amati figli, si troverà da solo con la propria coscienza. Ognuno sarà da solo con il proprio stato spirituale. Convertitevi, figli miei, non aspettate, confessatevi, partecipate alla Santa Messa, ricevete la Santa Eucaristia in grazia di Dio e pregate con fede il mio Santo Rosario, perché esso ha il potere di distruggere il potere delle forze infernali che vogliono ghermirvi